Signore e signori presenti qui al Teatro del Carmine di Tempio, buonasera, bentrovati, grazie per la vostra presenza. Che piacere, insomma, ritrovarci qui per questa occasione così importante per tutti noi che amiamo molto il mondo della cultura popolare, delle nostre tradizioni, di questi grandi patrimoni che la Sardegna e quindi l'area della Gallura ci ha conservato e ci restituisce costantemente. Devo salutare non soltanto, insomma, i presenti qui in questo bellissimo teatro tempiese, ma anche chi ci segue da casa attraverso questo speciale televisivo di Harmonias in Viaggio, perché il nostro viaggio appunto ci ha portato qui in Gallura per questa puntata, la penultima peraltro del nostro lungo girovagare nella nostra terra, ma abbiamo insomma avuto occasione di fermarci con grande piacere qui a Tempio, perché la puntata di stasera è una puntata speciale, perché è una puntata celebrativa, è una puntata dove tutta la città, l'amministrazione comunale, le associazioni, gli artisti di questa città, il pubblico di questa città si stringe intorno ad una figlia importante, un'illustre cantadora che conserva gelosamente questa bella tradizione. Noi insomma siamo molto felici di incontrarla e voi tutti che siete qui in sala sapete perfettamente di chi stiamo parlando, ma non lo dico perché in televisione invece voglio mantenere insomma questa piccola suspense e poi vorrei che fosse l'amministrazione insomma a elencare e a chiamare la premiata, colei che insomma oggi gli viene riconosciuto questo premio alla carriera, alla lunghissima carriera. Per cui insomma io voglio subito chiamare gli amministratori, tanto coloro che hanno voluto fortemente questo appuntamento, tutta la città, ma l'amministrazione si è come dire stretta intorno a questo personaggio e quindi noi siamo molto felici di avere il sindaco Gianni Addis, che vorrei avere qui con me, e l'assessora alla cultura, affari istituzionali, al commercio Monica Liguori. Buonasera a voi, caro sindaco, buonasera assessora. Che piacere, io non ho ancora svelato il nome della protagonista perché insomma volevo foste voi a dirlo, non l'ho svelato per il pubblico naturalmente che ci segue da casa, per i nostri telespettatori di Telesardegna della nostra trasmissione Harmonias in Viaggio, e quindi ho detto che insomma questa celebrazione è molto importante, non soltanto per la città ma per tutti coloro che sono come dire, appassionati, amano questa nostra grande ricchezza culturale e musicale, e stasera insomma verrà messa in scena in tante maniere questa nostra ricchezza. È così, signor Sindaco? Sì, grazie, buonasera a tutti, benvenuti, è un piacere vedervi qua così numerosi per condividere con noi il piacere di una serata per celebrare, credo che lo possiamo dire a questo punto, Maria Teresa Pirighetti. Sì. Eccola qua. Adesso possiamo, eccoci qua, aspetta che sì, queste lunghe frange meravigliose del suo scialle l'hanno costretta, eccola qua. Prego, signor Sindaco. Maria Teresa Pirighetti, che per decenni ha portato avanti la nostra musica popolare con passione, con autenticità e con una dedizione davvero ammirevole, quindi ti ringraziamo a nome dell'amministrazione comunale, a nome della città. Questa serata e questo premio che è stato istituito per volontà, per una idea soprattutto dell'assessore Monica Liguori, l'assessore alla cultura, che ha pensato prima di tutto di istituire il premio e poi di attribuirlo ad un personaggio come te che ovviamente merita. Tempio è ricca di talenti dal punto di vista musicale, le nostre associazioni sono particolarmente apprezzate, lo sappiamo tutti, ma tu ti sei ritagliata per una lunga vita che auguriamo possa proseguire ancora chissà per tanti anni, ti sei ritagliata uno spazio davvero notevole, quindi di questo te ne diamo atto e quindi vogliamo in questo momento far sì che la tua personalità
il tuo talento, perché di questo si tratta, la tua voce, la musica che hai portato in giro per la Sardegna e per l'Italia, possa ancora in questa serata magari trovare uno spazio che ci consentirà ancora una volta di apprezzare quanto sei brava e quanto sei stata brava. Ecco questo. Beh, lo faremo, caro sindaco. Grazie a voi. Lo faremo con tanti amici di Maria Teresa che appunto verranno a dare la loro testimonianza e a cantare e danzare, insomma, per noi. Però adesso ecco, vorrei anche che voi con il sindaco assessora poteste insomma darci anche la motivazione di questo premio e poi facciamo arrivare il premio vero e proprio, quello fisico, sì, per poterglielo dare. Sì. Bene, allora darò lettura della motivazione che ci ha portato a celebrare questa particolare serata, con l'affettuosa presenza del pubblico, davvero che ringrazio e che sicuramente sarà ancora più piacevole trascorrere qualche ora con voi. Grazie. La città di Tempio Pausania conferisce il premio alla carriera a Maria Teresa Pirrigheddu, voce storica e autentica interprete del canto tradizionale gallurese, per il suo straordinario contributo alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio musicale e poetico della Gallura. Figlia della sua terra e del suo suono, Maria Teresa Pirrigheddu ha saputo trasformare la tradizione in un linguaggio vivo, capace di parlare al presente senza tradire le proprie radici. Da decenni la sua voce accompagna la memoria collettiva di Tempio Pausania e dell'intera Sardegna settentrionale, custodendo con rispetto e passione un'eredità che, grazie anche a lei, ha trovato nuove forme espressive. Interprete sensibile e rigorosa, Maria Teresa ha unito la sapienza del canto antico alla finezza dell'ascolto, al rispetto dei tempi, delle inflessioni e delle emozioni che animano la lingua e l'anime galluresi. Il suo repertorio attraversa le forme più emblematiche della tradizione, restituendole con intensità che nasce dalla conoscenza profonda e da un legame viscerale con la propria comunità. Con la sua voce limpida e inconfondibile, Maria Teresa Pirrigheddu ha portato il nome di Tempio Pausania in numerosi contesti artistici e culturali, contribuendo a far conoscere la forza poetica e identitaria della Gallura. La sua attività artistica è stata anche un atto di testimonianza attiva e trasmissione della conoscenza delle tecniche del canto popolare alle nuove generazioni di cantori, offrendo un altissimo esempio di dedizione, autenticità e umiltà, ricordando che la tradizione è un bene comune da custodire e da condividere. Per la qualità artistica, l'impegno culturale, la coerenza e la generosità con cui ha onorato il canto e la sua terra, la città di Tempio Pausania riconosce a Maria Teresa Pirrigheddu il premio alla carriera come segno di gratitudine e ammirazione verso una donna che con la sua voce, la sua presenza ha contribuito a dare ulteriore luce e dignità alla memoria sonora della Gallura. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Maria Teresa, adesso questo è il premio che è stato... Grazie. Assessora, ci racconti di questo premio, come lo avete realizzato? Intanto goditi tutto questo applauso, Maria Teresa. Grazie. Grazie. Quanto ti vogliono bene. Quanto tutti ti vogliono bene. Sono, tutti amici. Devo dire che artisticamente amiamo tutti follemente questa donna, quindi siamo tutti innamorati di Maria Teresa. Con Ottavio siamo innamorati da 40 anni. Da 40 anni ormai. Allora, Assessora, intanto complimenti per questa iniziativa che parte quest'anno col premio alla carriera a Maria Teresa, però insomma una sua impressione la vorremmo e poi ci racconti anche di questo premio. Ma questo premio sul fronte di Maria Teresa Pirrigheddu credo che non necessiti di ulteriori commenti. La motivazione ha detto tutto quello che c'era da dire, la sua storia personale e artistica non poteva non vedere un riconoscimento da parte della città, quindi è stato, come dire, un percorso assolutamente naturale.
che si inserisce comunque nella volontà di riconoscere il valore di tutti coloro che hanno reso importante Tempio sotto il profilo culturale, sotto il profilo storico. E siccome la nostra città è ricca veramente di personalità di questo tipo nella storia e nell'attualità, e abbiamo iniziato da lei perché era bello, era giusto. No, non per quello, ma perché ce ne sono più vecchi e ce ne sono più vecchi in realtà. Però perché ci sembrava arrivato il momento di iniziare con un percorso anche sul piano artistico di riconoscimento del valore di chi ha reso grande la nostra città, perché insomma vogliamo anche levarci un po' di umiltà in questo momento, pur con modestia, però dobbiamo riconoscere che siamo una città che ha costruito la storia di questa terra, e quindi tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della nostra città e della nostra terra, e quando parlo di terra parlo della Sardegna, è giusto che ottengano il riconoscimento da parte della propria città, e quindi oggi c'è così tanta gente non a caso, insomma. Certo. Ecco, questa è la ragione. Grazie a voi. Assessore, noi siamo felicissimi di questa Grazie a vostra iniziativa. Tutto il mondo degli appassionati della cultura popolare è molto felice, ve ne siamo grati, e noi appunto cercheremo di condividere non soltanto qui in città, ma con la nostra trasmissione anche con tutti gli appassionati di tutta la nostra Grazie anche a te, regione. Ottavio. Dammi un bacio. Grazie a tutti. E allora con voi ci vediamo alla fine, tornate qui perché insomma chiuderemo il cerchio insieme, quindi grazie infinite al sindaco, grazie Gianni Addis, grazie a Monica Liguori, grazie all'assessora, grazie davvero. Allora vedi, la statuina la mettiamo qui da questa parte, così non la perdiamo, guarda qui, così, non ce la tocca a nessuno, accomodati pure. Perché poi, ho detto, sono tanti amici insomma, che sono venuti a trovare Maria Teresa e a portare a Maria Teresa e al tuo pubblico insomma, un po' della loro arte, tradizione, cultura, patrimoni, eccetera. Solo una domanda prima di iniziare. È chiaro che tu hai vissuto già in casa, no? questo mondo e questo fermento del canto, ma quando è che proprio hai detto, ecco, sono pronta e divento cantadora, cioè entro nel mondo del canto così come hai fatto tu? Avevo 37 anni quando ho iniziato a cantare. Potevo iniziare prima, però ero molto timida e avevo vergogna, e quindi non ho iniziato. Poi, una volta che sono andata al premio di Maria Teresa Cava ad Ozieri, da lì ho iniziato La tua lunga e intensa carriera. 40 anni di carriera. È vero che è molto timida, ma è un suo valore, perché ha molto rispetto per questo mondo del canto. Io con Maria Teresa insomma, ci siamo incontrati 1000 volte, anche in televisione, è stata mia ospite tante volte, ha fatto una sigla della nostra trasmissione, però la sua sensibilità, la sua come dire, anche emozione, attenzione verso questo mondo è sempre stato altissimo, e questo è stato, come dire, un bene e un male insieme, nel senso che male insieme, perché avrei potuto dare molto di più di quello che ho dato, ma però c'era questa Cirimpoli che ti bene, bloccava. glielo regalate un altro applauso insieme a me. Oh. Adesso, a proposito di amici, la città custodisce tanti canti e tante forme legate alla tradizione. Una di queste forme è forse, come dire, il momento più alto, no? nella tradizione, per la aggregazione, per lo stare insieme, per condividere, per pensare al noi, all'insieme della comunità. E uno di questi momenti è il ballo popolare, la festa dopo la messa, per le grandi circostanze, eccetera. Allora c'è un'associazione qui a Tempio che proprio viaggia nel nome della città di Tempio, il gruppo delle tradizioni popolari, che, come dire, si è fatta carico da tantissimi anni di questo, come dire, di questa ricchezza
della città e del territorio gallurese. Allora ecco che la ricostruzione del vestiario, delle 2, delle 3 tipologie, di tutto quello che si è riusciti a recuperare come memoria visiva, come lavoro etnografico, come dire, anche come rappresentazione autentica di un mondo dove nel tempo si utilizzavano questi moduli dell'apparato vestimentario. Quindi ecco, con questi tratti, col ballo popolare, ecco che il gruppo della vostra città, il gruppo della città di Tempio, offrirà a Maria Teresa proprio tutta la forza del ballo popolare. Accomodate, venite qua. Eccolo qua, il gruppo delle tradizioni popolari della città di Tempio, Pausania. Guardate che bellezza, le diverse tipologie, lo abbiamo detto. Noi, a dire il vero, abbiamo anche un po' ristretto il palco perché volevamo il trono per Maria Teresa, però insomma si adatteranno, vedrete. Ma un'altra delle forze che aiuteranno il gruppo a proporci l'Uvadittu, che è uno dei patrimoni che loro hanno, particolarmente vibrante, allegro, coinvolgente, dinamico, sia dal punto di vista del movimento, della relazione degli uomini e delle donne col ballo, ma anche dal punto di vista musicale. E qui ci pensa un altro organista che conosce bene tutte le sfumature del ballo della Gallura, ma della Sardegna in generale, Alessandro Zizzi. Grazie Alessandro per la tua musica. E allora eccolo, l'Uvadittu per te, per i nostri telespettatori e per il nostro pubblico qui del teatro.
Beh, grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie non soltanto per il ballo, ma anche per l'adattamento delle vostre coreografie agli spazi che devo dire, insomma, abbiamo limitato fortemente, quindi grazie alla città di Tempio espressa attraverso gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze del gruppo della città, e grazie a Alessandro Zizzi per la tua musica. Grazie infinite. Adesso vi ringrazio, vi libero anche dal vostro impegno e quindi stiamo ancora insieme prima di avere tanti amici che si alterneranno qui, insomma ci porteranno la loro testimonianza e la loro musica. Maria Teresa, il canto a chitarra, il canto della Gallura, del Logudoro, è un canto per antonomasia di, come dire, di tradizione orale. Quindi uno lo vive nella sua infanzia, lo ascolta e poi ovviamente si fa proprio questo patrimonio e lo ripropone col suo modulo, no? Visto che tu sei non solo cantadora ma anche memoria storica di questo mondo, chi è che, come dire, ti ha ispirato di più fra i cantatori, uomini o donne, che prima della generazione prima di te cantavano sul palco? Chi è che ha avuto modo, insomma, di affascinarti di più, a farti amare questo mondo? Innanzitutto Mario Scano, prima di tutto. Mi aiutate a... Mario Scano è un monumento, un gigante di questo mondo. Maria Rosa Punziruso. Maria Rosa Punziruso, certo. Punziruso. E poi io da sola, noi avevamo un bar, avevamo un botteghino, quindi veniva gente tutte le sere, magari bevevano mezzo litro, mangiavano un pezzo di pane e cantavano. E quindi ho imparato anche da loro tante cose. Mi ha scritto la dottoressa Anna Manconi che lei quando era piccola andava all'orto vicino alla campagna dove ero io e mi ha detto: Maria Teresa, io mi ricordo ancora che ti sentivo cantare, avrò avuto 10-12 anni, mi sentiva cantare. Queste cose me le ha raccontate tutte, anche tuo cugino, Tonino. Mi ha raccontato tutto. Allora, ti lascio un attimo perché vorrei invitare un amico a proposito di testimoni, ma è un caro amico col quale io ho il privilegio, insomma, di condividere tante attività, produzioni, eccetera, anche perché lui si occupa dello studio di questo mondo dal punto di vista proprio etnomusicologico, quindi nelle comunità che cosa avviene, lo studio di questi canti, l'evoluzione, i luoghi, i contesti, insomma l'etnomusicologia ci aiuta a capire e lui è professore di etnomusicologia all'Università di Cagliari, ma è uno di quei professori che lavora molto sul campo, fa tanta ricerca, tanti incontri con i fruitori di questo mondo e tanta comunicazione anche attraverso la televisione, che spesso noi ci rivolgiamo a lui per la consulenza scientifica, per aiutarci a capire e a raccontare questo mondo e ovviamente non potevamo non chiedergli un suo pensiero, un suo studio su quello che è il canto della Gallura, il canto dell'area settentrionale dell'isola, ma anche, Maria Teresa, del mondo delle donne, per cui vorrei il professor Marco Luzzu. Caro professore, caro amico, grazie tra l'altro gallurese e quindi tu insomma sei praticamente a casa e quindi vediamo se è tutto acceso, sì, a posto, quindi insomma sì, un quadro mi piacerebbe, Marco, un quadro su questo mondo così prezioso che noi insomma abbiamo come dire, il privilegio di fruirne, essere fruitori di questo mondo e poi anche questa relazione sul mondo delle donne, perché poi chiederò qualcosa anche a Maria Teresa. Ti lascio il microfono. Certo, intanto lasciatemi dire che sono molto contento, buonasera a tutti e tutte, di essere qua a festeggiare Maria Teresa, che chiunque conosce, insomma, si appassiona a lei, intanto per questo suo stile vocale che incanta e anche direi per il lato umano, insomma, io lavoro rapporto affettivo con Maria Teresa, è una donna che è una gioia, insomma, passare il tempo con lei. In realtà, ecco, a parte queste cose, si può guardare alla figura di Maria Teresa da un punto di vista, ecco, più
più scientifico, se vogliamo, di ragionare sul ruolo che lei ha e ha avuto nell'ambito della musica tradizionale sarda, perché si è mossa in un mondo che è quello del cantachitarra, che intanto si muove in quest'area della Sardegna settentrionale, che è caratterizzata dalla coesistenza delle due lingue, no? del logudorese e del gallurese, e soprattutto che è un mondo per lo più appannaggio maschile. In generale le musiche di tradizione in Sardegna, tutte quelle forme, se si escludono le forme domestiche dei canti dedicati all'infanzia, eccetera, tutte le forme spettacolari in Sardegna, le forme che prevedevano una presenza pubblica, sono forme maschili. Ma il cantachitarra è un segmento di questa cultura che è particolarmente interessante, perché non è esattamente così in senso assoluto. Cioè, se noi pensiamo alla musica strumentale, i suonatori di organetto o di launeddas sono sempre stati uomini. Forse è cambiato qualcosa da una quindicina d'anni, iniziamo a avere le prime suonatrici di organetto, le prime suonatrici di fisarmonica. Pensate, ma anche non è solo una questione di musica strumentale, pensate alla musica vocale, il canto a quattro, il canto a tagia, il canto a tenore, il canto a concordo sono pratiche tradizionalmente appannaggio degli uomini. Il cantachitarra è un segmento della cultura sarda che ha avuto un ruolo particolarmente interessante da questo punto di vista, perché in realtà storicamente è attestata la presenza di donne in minoranza rispetto agli uomini, ma noi le abbiamo attestate dal passato. Allora sono due cose, due aspetti per i quali Maria Teresa credo sia molto importante. Il primo riguarda la lingua. Vorrei dire una cosa su questo. Maria Teresa ha avuto un ruolo come ambasciatrice della lingua gallurese nel più ampio mondo delle musiche di tradizione della Sardegna. Il cantachitarra si muove tra questi due ambiti. Sapete che a un certo punto il cantachitarra, alla fine dell'Ottocento, che nasce come forme di canto tipiche della Sardegna settentrionale, che erano canti di lavoro, che erano canti di serenata, che a un certo punto, come dire, si mettono assieme e si formalizzano nella cosiddetta gara di cantachitarra, che ha la sua struttura fissa. Si esegue nella gara di cantachitarra una sequenza di canti in un ordine che è sempre quello: re, nuoresa, mutto, scadduresa, vilugnana, corsiana, c'è tutto un ordine ben definito, e in queste forme di canto 2 o 3 conservano la lingua gallurese, per cui anche i cantatori che sono madrelingua logudoresi devono cantare in gallurese, e ovviamente ne sentiamo di tutti i colori. Insomma, chi non ha mai sentito Antuneddu me Antuneddu totus mundus ilagna? Allora, il ruolo di Maria Teresa, che ha fatto sempre un lavoro molto bello e molto importante nella lingua, è stato anche quello, ecco, di essere ambasciatrice della lingua gallurese nel più ampio mondo delle musiche di tradizione. Un aspetto è il suo ruolo appunto come ambasciatrice della lingua, l'altro che voglio sottolineare è quello appunto del suo ruolo come donna. Vi dicevo, il cantachitarra è un segmento felice rispetto a altre pratiche che sono sempre state tradizionalmente esclusivamente maschili. Abbiamo avuto donne che hanno cantato a chitarra, documentate nel passato. Siamo a tempo e non possiamo non citare Gavino Gabriel, che nel 1923 scrisse un libretto intitolato Canti di Sardegna, nel quale già parla di donne, e vi leggo una citazione perché è molto. Intanto nomina Candida Mara di Nulvi, e poi nomina una certa, di cui si è persa memoria, Santina Ciannona, di cui lui aveva trascritto dei canti. Ed è molto bello quello che dice Gabriel. Dice: questa Santina Ciannona è una piccola donna ammutolita dal dolore. Lui l'ha conosciuta già vecchia, già vedova evidentemente, che aveva, sto citando Gabriel, aveva nome tra le donne la cui voce si spande oltre la clausura delle pareti domestiche. Cioè c'era già quell'altezza cronologica negli anni 20 delle donne che non cantavano solo a casa, ma che in qualche modo cantavano in pubblico, e Gabriel evidenzia questo. Quindi abbiamo avuto per tutto il Novecento delle donne, sempre meno rispetto agli uomini, ma ci sono sempre state. Però c'è un altro aspetto. Nella configurazione che la gara ha preso oggi, insomma tutti voi conoscete la gara di cantachitarra, si chiama gara, una dimensione competitiva, una dimensione agonistica, è un modo di portare la musica molto maschio, mi verrebbe da dire, molto competitivo, quasi valente, da sfida, insomma. E anche molte delle donne che si sono appoggiate al cantachitarra in realtà hanno riproposto quel tipo di vocalità quasi aggressiva, appunto competitiva. Esiste un'altra via al cantachitarra, che è un canto che non va verso questi aspetti muscolari, direi, ma che va verso la direzione della dolcezza. Ecco, Maria Teresa è questo.
Lei continua a proporre un canto con un bellissimo gallurese e con uno stile dolce, che è quello che mi sembra l'aspetto più importante. Grazie. Caro professore, grazie mille davvero. Sì. Bene, a proposito adesso insomma di donne, vorrei farti un bell'omaggio a te e a tutto il pubblico, stai pure comoda, perché avremo un'altra donna grande protagonista di questo mondo, che è, come dire, è entrata proprio nel canto dell'isola, nel canto della tradizione, prima nel territorio del Campidano, per poi abbracciare tutto il mondo dei patrimoni isolani, fino a rivederli, farli propri, dare ulteriore contributo anche dal punto di vista poetico, inserendo con la collaborazione di tanti autori anche delle nuove forme espressive. Quindi lei è, come dire, profondamente radicata nel canto della nostra terra, e lo fa anche lei da ambasciatrice nel mondo, perché in tutto il mondo è riconducibile quando canta Elena Ledda alla nostra terra. Quindi vorrei avere Elena Ledda e Mauro Palmas, musicista, compositore. Adesso ti aiutiamo, aspetta Mauro che facciamo così, io do una mano sul palco così insomma mettiamo comodo il maestro intanto. Cara Elena, che bello intanto averti qui per fare questo omaggio a Maria Teresa con i tuoi canti, insomma, e poi naturalmente era bella questa tua presenza, è bella questa tua presenza perché so che c'è fra di voi un bellissimo rapporto. Tanto buonasera a tutti, buonasera. Sì, devo dire che lei è responsabile, questa signora qua, dell'amore mio sfrenato verso il canto gallurese. Proprio io ho amato appassionatamente, io sono campidanese, la mia lingua, la mia prima lingua è il campidanese, e lei mi ha sempre riempito di complimenti, mi diceva ma lo canti bene il gallurese, me l'ha detto anche oggi, mi ha detto anche una cosa che non vi dico perché mi vergogno solo, perché mi ha detto è anche un po' esagerata. Quindi quando Ottavio mi ha detto andiamo a fare una sorpresa a Maria Teresa, ho detto ok, siamo qua, siamo pronti per abbracciarla e per sentirla cantare, perché l'ho scritto anche oggi sui social, sentire Maria Teresa fa bene al cuore. E allora Elena, io spero che tu abbia preparato sì un canto campidanese, perché ovviamente insomma ma è giusto devo cantare in campidanese. Però, perché ti spiego, sì. Perché lei quando eravamo ragazze tutte e due adorava un canto campidanese sì. che era Morti Candubolis, Sì, sì. E oggi l'abbiamo anche cantato poco fa, però adesso è Natale, cantiamo un canto di Natale, cantiamo i Goccius del suo nascimento e poi una sorpresa. E poi una sorpresa, quella la vorrà. Grazie. Grazie. Elena Ledda e Mauro Palmas. O celesti ali tesoro, sacro infante te Maria, drommi vita e coro, e a riposa di anni mia, io a riposa di anni mia.
sua mau e non ti rincontrau una decenti morata in una crutta alloggiata parturisa su Messia parturisa su Messia dromi vita e coro a riposa di Anninnia e a riposa di Anninnia. I cieli superiori i sastro sanno ancora saltadora d'aurora un insolito risplendori e avvisan dai peccatori che nasciu su Messia che nasciu su Messia dromi vita e coro a riposa di Anninnia e a riposa di Anninnia. Una stella risplendente compari d'inse emisferio e palesa da su misterio de su Messia nascenti e illumina sorrienti ai smago servi de guia ai smago servi de guia dromi vita e coro a riposa di Anninnia e a riposa di Anninnia. In sacrotto in cielo caos con devoto e umili coro mirra incenso con oro di presentanta umiliau e partintim perforaus prenus de gozo e de allegria prenus de gozo e de allegria dromi vita e coro a riposa di Anninnia e a riposa di Anninnia e a riposa di Anninnia e a riposa di Anninnia. Grazie. Grazie. Allora, questa canzone non la canto da almeno 20, però Ottavio ha detto che venendo qui la dovevo cantare. È una canzone che ha dato un titolo a un disco che è uscito in Francia, si chiamava Incanti. E quel disco era un disco particolare perché su 10 canzoni 5 erano in lingua gallurese. Era proprio il periodo che io avevo una fissazione, mi piaceva moltissimo. E da quel disco cantiamo questa canzone, speriamo di ricordarla.
cannati preziosi, so bella assai più che diamanti, so bella assai più che diamanti. Catti den primi baci amorosi, catti den primi baci amorosi, potessi fortunato, chissà amanti. Lo baetto e lo betto so il mosi, arinita l'alabastro, fendi incanti. Soltanto le bellezze dell'ermosura, cani lutto amanti ariato. Da onde ha ripreso la pittura, la forma di Vitessa, da onde ha ripreso la pittura, da onde ha ripreso la pittura, la forma di Vitessa, Littola brincannati preziosi, so bella sai più che diamanti, so bella sai più che diamanti. Catti den primi baci amorosi, catti den primi baci amorosi, potessi fortunato, chissà so il mosi, marini d'alabastro, fendi incanti. Grazie.
contra dessa prepotenzia e incominzo sa pazienza in su popolo a mancare dindiri dindiri da dili 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 dali 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 dili 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 danda dindiri dindiri da su dispotismo e guerra egoismo e guerra soppressore gustos di ranor minore ma è preciso umiliare dindiri dindiri da dili 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 da dindiri dindiri da dili 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 da dindiri dindiri da ai dili 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 Mauro Palmas. Grazie. Elena Ledda. Grazie Mauro, musicista, compositore, Grazie la sua mille. mandola, liuto cantabile e la meravigliosa voce di Elena Ledda. Grazie, grazie infinite, grazie. Adesso possiamo sistemare, insomma, intanto voglio approfittare per chiedere giusto un'altra cosa a Maria Teresa, insomma, intanto fra i canti che sono un po' come dire, il tuo viaggio, no? Il tuo percorso, il tuo impegno culturale, qual è quello fra i tanti che tu hai interpretato, quello che, come dire, ogni volta che lo canti lo fai tuo, lo senti ancora più profondamente nel cuore? Se c'è un canto in particolare che tu vivi in modo, come dire, Un canto particolare non c'è, perché io ho sempre cantato alla stessa maniera in qualsiasi parte che sono andata, quindi non è che uno vale più di un altro. Cantavo sempre così, il mio modo di cantare era quello, io ho sempre cantato così. Quindi tutti i canti hanno lo stesso valore, la stessa intensità certo, e la stessa emozione è che la ti stessa assale emozione. ogni volta. Allora, ho un'altra cara persona che ci darà insomma una sua bella testimonianza. Io sono molto felice insomma che possa essere qui con noi sul palcoscenico, perché è un artista naturalmente che ha segnato e ha tracciato anche in questo caso un solco abbastanza profondo in questo mondo, col suo stile, con i suoi canti, con la sua formazione in duo. Ed è bello perché ha scelto Tempio per amore, quindi è diventata cittadina tempiese proprio profondamente ma evolutamente e proprio per l'amore per questa città. Tanto è vero che lo ha sempre rappresentato nella sua carriera e nel canto anche con l'abito di questo luogo, e sto parlando di Anna Maria Puggioni. Cara Anna Maria, che piacere. Vieni. No, preferisci tenere in mano il microfono? Va bene anche così. Sì. Allora, sì, volevo, insomma, dal tuo... Scusa.
Ecco, giustamente, scusa tu. Aspetta, mi sono messo in mezzo alla telecamera, ecco qua. Anna Maria, dal tuo osservatorio, insomma, quindi dall'interno di questo mondo, mi piaceva, insomma, sentire una tua, come dire, riflessione, una tua impressione sul mondo del canto e sulla nostra festeggiata, questo premio alla carriera. Devo dire che tra l'altro proprio Tempio, in un'altra circostanza, mi pare un'associazione locale, ti aveva riconosciuto qualche tempo fa, anche a te, un riconoscimento proprio alla carriera. Il Coro Gabriel mi aveva riconosciuto, infatti un premio alla carriera mi ha fatto veramente piacere. Erano presenti naturalmente tanti esponenti dell'amministrazione, quindi è stato un momento molto bello e molto emozionante. Stasera, cara Maria Teresa, siamo qua per ricordarti, renderti onore e soprattutto, diciamo, per dimostrarti tanto affetto. Questo palco mi ricorda molti momenti indescrivibili, quando qui veniva festeggiato Luigino Cossu con la famosa Coppa Luigino Cossu, alla quale partecipavano tanti cantadores del passato, tra i quali il bravissimo Mimia Montoni, poi voce melodiosa, Firinai, Uchelo, insomma i grandi del passato, accompagnati da Madau, da Cavizza, insomma dai grandi. Ed è qui che ci siamo incontrate con Maria Teresa. Lei naturalmente gareggiava con i cantadores e io ogni tanto cercavo di inserirmi, naturalmente invitata, è chiaro, no? Cantando da solista. Parlare di Maria Teresa penso che non sia necessario aggiungere niente, perché l'etnomusicologo ha detto veramente chi è stata ed è Maria Teresa. È una voce duttile, una voce melodiosa, una voce ricca di tante armonie che quando la si ascolta veramente emoziona. Quindi per me Maria Teresa e per tutti noi sardi è un punto di riferimento non solo per la gara di canto a chitarra, ma è soprattutto per il canto gallurese. Grazie Maria Teresa. Allora, siccome non voglio aggiungere altro, però Maria Teresa, io ho cercato di esprimere dal cuore il sentimento nei tuoi confronti, che spero tu gradisca, e te lo veramente voglio leggere se vieni qua vicino a me. Sono alcuni versi che avantieri ho scritto e te li voglio leggere. A Maria Teresa Pirrighetto, cantadora de garas a chitarra, pregiada ses tue Maria Teresa, boghe amena de dotta sagallura, melodiosa e piena di dulzura. Su draggio antico che die in verano ti essi dai sinu che lughe a manzano, non ti mesi strumpu né piena i riu, ma vala che fontana i murmuriu. Incumbatta tra dolos e peleas, passado a spesudas oralfeas, ma non moris amore di una mama, sicuro belde de suvvizus aviama. Tancadi in coro si spinoso momento, manco in su cantare a conforto a su dormento. Su tempo il venidore sia prodè camino sereno e delugore, pro chi botta seguire a non donare, arcana il filonzana di ammirare. Grazie. 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 Che bello. Grazie. Grazie di cuore a Anna Maria Poggioni. Grazie a voi e porgo i saluti anche da parte di mio fratello che vi porta tutti nel cuore. Grazie Giovanni, grazie Anna Maria. Accomodati pure perché
Insomma, ti vorrei portare un altro amico, caro, puoi accomodarti perché lui ti offrirà un canto. Ricordi quando siete andati alla Biennale dell'Arte a Venezia? Ti ricordi? Sì. È un po' commossa adesso, Maria Teresa. E c'era un altro amico caro, giovane, ma molto sensibile, e poi lui arriva da una famiglia, lo ha appena citato anche Anna Maria, il grande Luigino Cossu, e lui nel nome, nella famiglia, eccetera. Lui, Luigino Cossu, è un cantatore a chitarra molto sensibile, maestro anche di coro, insomma vive attivamente la musica. Io ho ricordato quell'episodio, quello importante episodio a Venezia, alla Biennale. Sì. Eravate tutti insieme, sì, no? La Biennale di Venezia insieme alla cara Maria Teresa, che io adoro. Posso darle un bacio? E allora? Sì, è stata una bellissima esperienza e quindi niente, abbiamo fatto tante cose insieme oltre la Biennale di Venezia. Ricordavamo anche prima una puntata di Sardegna Canta, ti ricordi, nel lontano 1987? Era un ragazzino lui, io ero già vecchio allora, ma lui era un ragazzino. 10 anni, e allora ci accompagnava, a me e mio fratello, ci accompagnava Antonio Marongiu, il grande Antonio Marongiu. Mi ha aiutato a salutare Antonio. Un applauso grande. Sarebbe Antonio dovuto Marongiu. venire, ma non ce l'ha fatta. Quindi. Bene, allora, cosa ci regalerai? Cosa hai scelto? Insomma, perché sarà una cosa, quindi che Io ho cosa? voluto chiaramente scegliere un brano gallurese, il titolo è Fiori Raru, brano scritto da zio Francesco Fresi. Componente del coro di Tempio. Esatto, allora. del coro Gabriel. Niente, ve lo voglio fare ascoltare e lo dedico a Maria Teresa. Grazie. Fiori Raru. Grazie. Grazie, vieni Maria Teresa, vieni, accomodiamoci qua. Aspetta, questa la togliamo così possiamo sistemarla da questa parte. Dai un fiore così raro, dai un fiore così raro, mamma non se la crediamo. Dromi ti vedo caro e riposa l'anima mia. Dromi ti vedo caro e riposa l'anima mia. Dromi di lume amore, affagnato a lume petto, aia senti con affetto palpitenti lume cori, palde delicato fiori un dono gradito sia. Dromi ti vedo caro e riposa l'anima mia. Dromi ti vedo caro e riposa l'anima mia.
affagnato all'ume sino, dromi fiori da me sarai adorato come un parvolo di fiume, come era Gesù bambino adorato da Maria. Dormiti dolore caro e riposa la ninnia. Dormiti dolore caro e riposa la ninnia. Grazie. Cara Maria Teresa, un'altra bella sensibilità del nostro mondo del canto. Luigino Cossu, grazie. Grazie a voi. Grazie. Voglio con te salutare un amico, stai pure comoda, che è in sala, che mi piace ricordarlo perché non solo è un protagonista, Anna Maria lo ha citato poco fa, ma è anche un tuo caro amico ed è un amico di tutti gli appassionati. Mimia Muntoni, vorrei applaudire Mimia, solo un bel saluto. Grazie, questo è l'affetto di tutto il pubblico per te. Caro Mimia, e anche lui tante volte mio ospite, è venuto a trovarmi tante volte in trasmissione. A proposito però di testimonianze di amici, c'è un personaggio, un musicista, un compositore, libero ricercatore, che ha tra l'altro una lunga discografia, tante sono le sue produzioni, vive con grande intensità la musica, 8 mi pare produzioni discografiche, da Kinda l'ultimo forse a Escheliu, che è lontano, che è diventata anche un'associazione. E lui tra l'altro è profondamente coinvolto in questo mondo, ma è anche direttore artistico forse del festival più prestigioso che abbiamo in Sardegna, il Faber Festival. Insomma, è bello avere l'amicizia e la presenza di Sandro Fresi. Caro maestro, grazie intanto. E poi tu, insomma, con Maria Teresa hai fatto un lavoro finalmente. Ci devi dire anche di questa lunga gestazione di questo disco, no? Che poi alla fine hai... È vero, c'è stato un lungo lavoro intorno a questo disco, mi pare, no? Credo che sia la lavorazione più lunga in assoluto, perché è il frutto di una registrazione fatta diversi anni fa, di cui avevamo però perso il backup, quindi l'hard disk, miracolosamente ritrovato dopo un po' di anni, e siccome Maria Teresa usava insomma, lamentarsi spesso, mi diceva in gallurese: hai aiutato a tutti, puoi aiutare pure a me. Ci scamillo questo coso, ponilo in evidenza. Beh, certo. E allora, con la nostra associazione, con Ischelio, che
non produce. Noi non siamo dei produttori discografici, ma produciamo ovviamente i nostri lavori, la nostra musica. Abbiamo fatto un'eccezione, ma molto volentieri, e abbiamo prodotto questo disco che ha per titolo Cantico a chi terra. Non si compra e non si vende perché ormai è uscito fuori. Però uno me lo devi dare. Raccoglie soltanto 7 brani, e vi spiego anche perché. La maggior parte di questi sono in logudorese. Abbiamo parlato del canto gallurese, ma Maria Teresa è una bravissima interprete del canto logudorese, e poi spiegheremo anche perché, insomma, cercheremo di spiegare anche perché. Infatti vorrei proprio chiederti, insomma, di entrare proprio in profondità in questa presentazione, che è stata tra l'altro anche la prefazione del disco, mi pare, nel libretto. Sì, è così. Devo cambiare. Ahimè, quanto ti capisco. Dunque, ovviamente quando si produce un disco c'è una prefazione. Mi sono permesso di scrivere nel libretto che accompagna l'album una serie di riflessioni molto brevi, quindi non la farò lunga. Il sottotitolo è L'albero di canto. L'albero di canto è una citazione dotta, è il titolo che si dà in un villaggio, in un paese, in un piccolo paese, a quella persona, a quel contadino che conosce un numero illimitato di melodie, e quindi diciamo che si adattava benissimo questa definizione alla competenza e al repertorio popolare di Maria Teresa. Maria Teresa è un'eccezionale custode di quella singolare forma di canto monodico, accompagnato da una chitarra di grandi dimensioni, accordata di solito una quarta sotto, che tutti nell'isola chiamiamo alla sarda, quasi ad evidenziare l'unicità di quei repertori tramandati spesso non senza gelosie di mestiere da cantadores e chitarristi che per generazioni si sono alternati sui palchi dell'isola, attesi per un intero anno da un pubblico attento ed esigente, vestito da giorno di festa, che riempiva le piazze del paese con sedie impagliate portate da casa e che sottolineava con applausi e sorrisi compiaciuti le evoluzioni di quelle voci incantatrici, a volte possenti e risolute, o anche melodiose e suadenti, di artisti popolari preceduti dalla loro fama. Espressione di un'arte pura, quella che contadini e pastori tengono per sé, parole e melodie imparate a memoria, cantate accompagnando i gesti della fatica quotidiana, nei campi come momenti di svago nei botteghini. Ed è in una di queste piccole cantine frequentate da operai e contadine carrulanti e gestita dalla famiglia di Maria Teresa nel centro storico di Tempio che la giovane Maria Teresa, appunto, ha appreso le prime melodie galluresi e logudoresi, mode di difficile esecuzione affinate con la passione e un innato talento, fino a diventare punto di riferimento e modello per tutte quelle giovani interpreti che sfatavano ataviche convenzioni, che volevano le donne intente a salmodiare neri nelle chiese, sfidando così con la loro grazia repertori da sempre prerogativa di voci maschili. Dunque Maria Teresa è quello che si definisce un albero di canto, cantante popolare che conosce una quantità innumerevole di melodie della sua terra e di versi di antica provenienza o di più recente creazione. Albero di canto, ma anche una quercia dalle profonde radici che ha resistito alle intemperie di una vita in salita, costellata da sofferenza, che ha spesso tarpato le ali ad una carriera artistica di sicuro successo. Eventi che, pur avendola allontanata dalle platee, complice quel suo senso di umiltà oltre i limiti della timidezza, non hanno mai scalfito l'amore, la passione e il talento racchiusi come in uno scrigno
in questo album. Eccolo qua, Cantic Sole. Gli iberici lo chiamano un cantechondo che sprigiona, come sempre, bellezza senza tempo. Grazie. Caro Sandro, grazie. Grazie infinite per quello che hai fatto e per le tue belle parole. Grazie davvero. Grazie. Vieni, accomodiamoci, Maria Teresa. E ha ragione però, Maria Teresa sembra buona, però poi c'è in studio di registrazione, vedete come io ho provato a produrre un disco, Maria Teresa, l'ho fatta venire nei nostri studi, abbiamo allestito tutto, 2 giorni di riprese, di canti. Poi no, non mi piacciono quei canti, no, quella non sono io, non mi piace. E allora ti ho detto, guarda, io non lo butto questo lavoro, lo ti prometto che non lo pubblicherò mai, però me lo tengo per me, insomma, quindi io ho questa cosa che è tutta mia. Peppino era testimone, c'era alla chitarra un altro caro amico che voglio salutare, che è Salvatore Carboni, che ha suonato alla chitarra, uno studioso, un appassionato, un conoscitore profondo, insomma, di questo mondo. Accomodati pure, chiedo ai tecnici di palco, così saluto insomma tutta la squadra tecnica, audio, luci, di sala, di palco, la nostra regia televisiva, insomma tutti i professionisti che lavorano intorno alla nostra trasmissione, ad Armonias e a questo progetto di stasera. E noi volevamo portare per questa circostanza, insomma, tante testimonianze, abbiamo visto parole, ma anche tanta musica e molti personaggi, insomma, di questa città, un cantautore di questa città che ha, insomma, mi pare 3-4 produzioni discografiche, sicuramente 3, Vincenzo Murino, chiamiamolo qui sul palco, sempre in compagnia della sua fedelissima chitarra. Grazie. Anche con Vincenzo, insomma, abbiamo avuto occasione di ritrovarci tante volte insieme e ogni volta ci portavi delle pagine diverse dei tuoi repertori. Ho detto, bene, 3 dischi, insomma, al tuo attivo. Esattamente. Accendiamo anche questo microfono, vediamo se è tutto a posto. Sì, eccoci qua, Massimo adesso. 3 lavori discografici in gallurese, anche qualcosa in italiano ho fatto, sempre legata naturalmente alla Sardegna, alla Gallura e tutta la Sardegna. Senti, per omaggio a Maria Teresa, un'Ave Maria è scelta. Un'Ave Maria, una preghiera cantata, il cui testo è di Paolo Russu, sì, un poeta gallurese naturalmente. Le melodie sono le mie, l'interpretazione vocale è anche quella. E allora, e adesso anche tutto il palco è tuo. Grazie, Vincenzo Murino. grazie. Deu cum tecum Maria, che sei grazia divina, di grazia la regina dispensadora. Teu cum tecum d'unione da prima d'essere nata, pa semprità salvata da ogni errori. Benedetto e benedetto l'amore
capricciosa di sposa santa. Noi enti tutta canta di chi stu mundu ciecu, aiutaci, ti prego, si poi perdona. Ti prego, mamma buona, la peggio notti spanna, aspettaci, il Ianna, punto di dolo. Aspettaci, Ilayana. Aspettaci, aspettaci, Ilayana. Aspettaci, Ilayana, in paradiso. In paradiso. Grazie. E salutiamo il caro Vincenzo Murino, grazie di cuore. Maria Teresa, ma adesso, come dire, quali sono le sfide più grandi che si dovranno affrontare o dovranno affrontare le giovani generazioni per mantenere acceso questo fuoco, per farlo ardere in modo vivace, forte, il canto gallurese? Che cosa occorre fare? Cosa devono fare le giovani generazioni? Qual è il segreto per... Le giovani generazioni di oggi devono imparare molto nel canto, perché ancora non lo sanno manco cos'è. Tanto per cominciare è meglio che stia zitta, non parli, se no faccio danno di stimare. E insomma, quindi devono entrarci profondamente, con rispetto, Sì, con studio, sì, con ma attenzione. Io sento cantare anche le donne, cantare anche gli uomini. Il canto gallurese è un canto dolce, invece lo cantano a urla, più urli gli anime due, non ve ne ha bisogno di urli, devono imparare a cantare, devono imparare, qualche sia la vilugnana, sia la tempiesa, sono canti dolci, non si urla cantando. Quindi io non urlo intendere perché se no ne fai e faccio danno. Allora io ho invitato per te un amico caro che è un grande protagonista, insomma, da una vita di questo mondo, e lui non urla, ha questa bella sensibilità. Sì, perché lui è melodico. Queste belle melodie, e poi attenzione, perché dà un grande contributo dal punto di vista del contenuto poetico al canto, perché lui, ripeto, oltre ad essere, uno dei protagonisti del mondo del canto a chitarra, è anche un autore di alcuni canti, e veramente sono felice di avere ancora una volta Gianni De Nanni con me. E chiedo anche a Luigino Cossu con la sua chitarra. Vieni Gianni.
Ma certo, ma no. Grazie. Grazie Gianni, grazie a te. Grazie. Beh, caro Gianni, è bello questo tuo impegno costante. Parla pure a questo microfono. Intanto sul mondo del canto, perché tu hai da sempre scelto di, come dire, di raccontare l'anima più profonda del canto, cioè nel senso la sensibilità, il contenuto, la poesia, le melodie, le fioriture, tutti questi, come dire, tutte queste cesellature del canto che hanno contraddistinto la tua carriera. Ma io ho sempre pensato che se dovevo andare su un palco ed esibirmi dovevo fare qualcosa di mio, non potevo andare a cantare cose di altri. Diciamo che i grandi ci hanno fatto da guida per tanti anni, i grandi cantanti della storia. Però sali su un palco e sei Gianni Denani, non puoi essere la brutta copia o la fotocopia di un altro cantante. Tutti abbiamo iniziato con un cantante di riferimento, poi ti fai la tua strada, il tuo modo di cantare. Per quanto riguarda i testi, io sempre un po' più in là mi sono accorto che potevo scrivere qualcosa, anche perché si cantavano sempre le stesse cose e alla fine devi anche incuriosire il pubblico. E allora ho provato a scrivere testi nuovi, la realtà, quello che vedo, scrivo, ci provo, faccio le cose mie. Se gli altri mi seguono bene, se no me le faccio da solo, non c'è problema. Senti, e stasera per Maria Teresa immagino tu abbia scritto delle cose, una bella disperata, no? Sì, un'ottava che ho studiato proprio la persona, perché poi non c'è niente da studiare. Lei è così, sensibile, reale, bella dentro e fuori. Naragoi, devo la nazione in Logudorisia, siamo in zona, dai, siamo all'Acca, a Zanamonte, con la Gallura, noi confiniamo con la Gallura. Sao che Iara e Maria Teresa, piena e sentido e armonia. Cantando il re o Gadduresa, gaibada con rara melodia. Gaio e Saida d'impiesa, l'onora con affetto, simpatia. Modesta e sincera per natura, ha dato l'ultimo a tutta sa Gaddura. Grazie. Con Luigino Cosso alla chitarra, Gianni Denani. Sao che Iara e Maria Teresa, piena e sentido e armonia, cantando il re a sa Gadduresa, gaibada con rara melodia. Sao che Iara e Maria Teresa, piena e de sentido e affetto e simpatia, l'onora da con affetto e simpatia, e simpatia.
onesta e sincera pro natura, ha dato lustro a tutta sagatura, ha dato lustro a tutta Grazie a Luigino Cossu. E grazie a Gianni De Nanni. Grazie Gianni, grazie, che bella. Grazie. Questa l'ho scritta proprio conoscendoti come persona. Grazie. 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 Caro Gianni, grazie, caro Luigino. Grazie. A presto, grazie infinite. Allora, visto che sei in piedi, stai qua perché abbiamo invitato un altro amico caro, un tuo caro amico, perché c'è un rapporto ormai fraterno da tanti anni, anche musicalmente, insomma, vi incontrate spesso. Lui è un interprete del canto tradizionale, quello campidanese, anzi devo dire non soltanto interprete, ma ha fatto anche nel corso della sua attività, la sua carriera, anche dei bei lavori di ricerca su quei canti che sono oramai scomparsi, perché canti che accompagnavano il lavoro, penso al suo canto a Sopu, cose che erano dei grandi patrimoni nel Campidano ma andati sempre via via perduti. E devo dire che Peppino Patteri anche in questo senso ha fatto un bel lavoro, ma noi stasera non l'abbiamo chiamato come cantante ma come amico fraterno, per portarci insomma una sua testimonianza anche delle cose che fanno insieme. Peppino Patteri, vieni. Così vi potete abbracciare anche sul palco, perché quando Maria Teresa viene a Cagliari, quando è venuta nei miei studi per registrare, lo scorso anno, no, quest'anno l'abbiamo invitata alla festa di Sant'Efisio per cantare, sempre a casa sua, insomma. Ormai nel mio campanello c'è scritto Patteri, Di Bernardino e Pirrighetto. Senti, sì, com'è nata questa amicizia? Raccontacelo un po', Peppino. Allora, questa amicizia lo lasciamo stare. Sì, allora aspetta, facciamo No. che io faccio da tecnico un attimo, perché Allora, la tu sei nostra troppo alto, amicizia è Ecco nata qua, così. che mamma, come tutte le mamme, andavano al mercatino a fare la spesa il mercoledì e comprò questa musicassetta di Maria Teresa Pirrighetto. E ho cominciato a sentirla una volta, 2 volte, 3 volte. Finché dice, Gianni Medda, ma chi è questa Maria Teresa Pirrighetto? Ah, è una grandissima cantante, una grandissima artista. Dammi il numero. Mi dà il numero, prendo e la chiamo. Maria Teresa Pirrighetto? Sì. Tutti i complimenti, bellissimi brani. Con chi parlo? Peppino Patteri. Aspetta che mi prendo una penna. Peppina? No, l'ho detto. Peppino Patteri. E comunque, al di là di questo, la nostra amicizia, dammi la mano, perché la nostra è una vera amicizia da 30 anni. Lei mi ha sostenuto in tante cose. Lei è venuta al mio matrimonio. Saluto mio marito che è qua, che viene dall'Abruzzo. Maria Teresa è venuta al mio matrimonio e mi ha fatto anche la serenata e ha fatto anche il letto del mio matrimonio insieme alla mia carissima zia. Io sono emozionato in questo momento. Che cosa devo dire di Maria Teresa? Che Maria Teresa è grande, è tutto grande, è una persona splendida, ti dà dei consigli, molte volte ti dice no, Maria Teresa senti questa voce, non mi piace. Io tutto felice in quel momento cado per terra, però poi io ho deciso di dedicarle un nuovo CD e abbiamo inciso io e Maria Teresa una bellissima corsicana. Solo pochi intimi l'hanno già sentita e si sono complimentati per come mi sono espresso nella lingua gallurese, perché prima di registrare una lingua che non è quella tua nativa ti devi documentare, perché tutto rimane.
come fece un album Anna Maria Trattas, rimangono sempre l'impronta di quello che facciamo. Grazie per questo invito. Ora sono divorato dall'emozione. Artisticamente di Maria Teresa fece un brano campidanese ed era così la finale: Cundoci delicata, dolce carignosa. Questa sei tu. Grazie Peppino. Peppino Batteri. Grazie a tutti. Ciao. Vieni, accomodiamoci qua perché io devo lasciare spazio ai tecnici. Accomodati pure, Maria Teresa. Vieni, accomodati qui. Così diamo la possibilità ai tecnici di preparare il microfono apposito per il prossimo ospite, che è anche l'ospite che conclude, perché poi faremo finalmente cantare anche Maria Teresa. Non credo. Qui abbiamo chiamato un chitarrista che è un amico caro, un grande chitarrista, Bruno Maludrotto, e fra un po' ti toccherà venire sul palco. E così, insomma. Sì, allora nel frattempo tu ci lasci qualche minuto e intanto io vorrei avere qui il coro Gavino Gabriel di Tempio. Venite qua, vieni, accomodatevi pure. Allora aspetta che forse c'era il segnetto lì, vedi tu. Allora, con Marco, insomma, mi fai tu un po' da portavoce. Aspetta che prendo il microfono. Allora. Il portavoce è Franco. Franco, vabbè, ma adesso sei più vicino a me, quindi. Allora, aspetta, vediamo se è acceso, tutto a posto. Sì, benissimo. No, solo una cosa, io visto, insomma, sto guardando la mia scaletta, siamo fuori con i tempi, quindi ti chiedo solo un canto e mi fa piacere. Però vorrei proprio entrare in questo modulo, non per raccontarlo ai tempiesi, insomma, che sanno bene il canto a tagia, questa struttura polifonica a 4 o a 5 voci in certe occasioni, quando c'è anche il falsetto, ma vorrei anche raccontarlo ai nostri telespettatori di Telesardegna che seguono questa trasmissione e amano molto, insomma, perché chi segue Armonias ama evidentemente questo mondo e mi piace, insomma, raccontare di questa moda gallurese, moda polifonica. Il canto a tagia praticamente sono le 4 voci classiche del canto a tenore praticamente, la voci, la contra, l'utrippi e l'urosso. Il canto a tagia nasce con le confraternite e poi nel tempo sono nati anche i canti profani. Bene. E qui a proposito anche Marco Luzzo ha citato Gavino Gabriel, che è stato insomma uno, forse non so se fra i primi etnomusicologi, quando ancora non esisteva questa disciplina di etnomusicologia nell'ambito universitario, però insomma ha studiato molto queste forme e le ha raccontate non soltanto a noi sardi per farcele capire meglio attraverso le sue pubblicazioni, ma proprio a livello nazionale, ha diffuso. Quello che ha fatto Gavino Gabriel lo ha fatto 100 anni fa, ora lo fanno gli etnomusicologi adesso. Certo. Lui l'ha fatto 100 anni fa, è andato in giro a registrare e a recuperare tutto quello che era la tradizione, la musica popolare. Senti, a proposito di recupero, anche la poesia, in questo caso Lutempo, Don Baigno, siamo nel 1700, un altro figlio di questa città, un grande Noi poeta. amiamo tantissimo Don Gavino Pes, è il nostro poeta preferito, infatti lo cantiamo spessissimo. Stasera proponiamo proprio il tempo. Bene, e noi ti ascoltiamo con grande piacere. Il coro Gavino Gabriel di Tempio. La notte palvine, la disimbruna, quando il sole mori in occidenti. A luce poi torna tutta in una, quando rinasce allegro in orienti.
canti torali crescenti. Cadenti in chi tu stato no de tu rada un di caduto è un uomo cadenti in chi tu stato no de tu rada un di caduto Torri di tempo passato, palchi torri di tempo perduto. Grazie al coro Gavino Gabria, grazie davvero. Marco Muntoni, figlio del grande maestro Mimmie, insomma, quindi in casa hai respirato insomma, questo canto. Grazie alla contra Gabriele Farina, Trippi Franco Muntoni, Grosso Gianmario Pedroni. Grazie infinite a questo coro meraviglioso. Questa meraviglia delle voci della Gallura. Grazie, grazie ragazzi. Maria Teresa, vieni. Maria Teresa, vieni perché siamo praticamente un po' in conclusione, ma io vorrei avere subito, anche per rientrare nei nostri tempi, un altro grande maestro della chitarra, Bruno Maludrotto. Vieni Bruno, così prepariamo insomma uno spazio, giustamente anche... Aspetta che bevo. Sì, la sedia per il maestro Bruno Maludrotto. Vieni, no, ci pensa lui, vieni Bruno. Così nel frattempo ti chiedo giusto una battuta. Intanto questo teatro per te è molto importante perché qualche anno fa, mi pare, qui 6 anni fa, hanno festeggiato, in una manifestazione hanno festeggiato i 40 anni della tua carriera. Quindi questo vuol dire che ormai sono 46-47 che in modo meraviglioso Bruno Maludrotto porta avanti il canto sardo nella musica, ma anche nel canto. E non solo come musicista, ma anche come divulgatore culturale, come maestro, coinvolge le giovani generazioni. Insomma, hai fatto tante cose in questo mondo. Grazie Bruno. Grazie intanto dell'invito.
ed è emozionante ritornare al Carmine, ancora di più da gallurese per una gallurese, quindi il massimo. Il premio lo ricordo benissimo come se fosse oggi, insomma, ai 40 anni di carriera, insomma, mi hanno dato questo riconoscimento, che ripeto per un gallurese è il massimo poi alla fine. Ricordo quel regalo bellissimo, al posto della pergamena il carretto, il carro gallurese, che conservo con grande gelosia. E niente, che dire di Maria Teresa, mi volevi chiedere di Maria Teresa? Sì, noi quando ci... Quante cose avete condiviso? Diverse, sia singolarmente per il canto gallurese, di cui lei è un interprete straordinaria, proprio non canta con la voce ma canta con l'anima, col profondo dell'anima. E che però poi anche nel logudorese, perché poi, come hanno detto anche Marco Luzzo e tanti altri, si intrecciano tutti e due, prima è nato il logudorese ovviamente, poi il gallurese con l'avvento dei grandi maestri è andato ad intrecciarsi e a formare il completo, come dire, del repertorio del canto a chitarra. Quindi in tutte e due le occasioni è stata una cosa bellissima accompagnare questa voce e sarà più bello sempre nel futuro, ancora più bello accompagnarsi. Ma perché no? E quindi ti invito a prendere possesso dello spazio e preparati, perché fra altri 3 anni sarai 50 anni, quindi insomma ti manca quest'altro appuntamento. Allora Maria Teresa, questa è la postazione, però io vorrei farti una piccola sorpresa, se tu me lo permetti, perché c'è una persona a te molto cara che si chiama Mia, va bene? E allora Mia Muselli Pirrigheddu, dov'è la piccola Mia? Non c'è ancora. E allora chiamo Tonino Pirrigheddu. Fai venire Tonino un attimo, così mi sistemi anche un secondo microfono qui in scena, perché chiedo a Bruno Maludrotu, prima di come dire, di ascoltare Maria Teresa, c'è una cosa molto bella, l'abbiamo citato prima, non so dove sia andato a finire però Tonino Pirrigheddu, perché in realtà lui, che è il gestore del teatro, è anche in giro a controllare tutto, quindi non so se lo abbiamo perso nei meandri di questo luogo. Sì, credo di sì. E allora facciamo così, magari lo invitiamo dopo, però siccome tu avevi in serbo per il pubblico un canto, ma prima della corsicana vorrei naturalmente quei versi che tu hai cantato sempre, insomma, non lo facciamo arrivare dopo, non ti preoccupare, facciamo tutto dopo. Adesso facciamo il canto e quindi ti lascio il microfono, l'accompagnamento prestigiosissimo del maestro Bruno Maludrotu e tutto questo pubblico che è tutto per te. Grazie. Benvenuta buona gente alla festa di stasera, benvenuti e buonasera ali chi siete presenti, benvenuti e buonasera ali chi siete presenti. Tempio meu tempio amato, agiu e addiato beh, non agiu mai incontrato l'uomo più bello di te, non agiu mai incontrato l'uomo più bello di te.
Terra di antichi fedeli, di colline e di campagne, terra delle montagne, so abbracciata ai cieli. Terra delle montagne, so abbracciata ai cieli. E di granito, terra che tutto un invito, chi fa il mentrantano fuori, terra che tutto un invito, chi fa il mentrantano fuori. Da Fontana di Lea di Rinaggio, insieme a Lea di la Fontana Noa, ci rinfranca e ci rinnoa, ci dà salute e coraggio, che sti sottoni di te, che hai tu solo Tempio meo. La gente che se n'è andata ancora di te domanda, cante tristo che si nanda dalla terra disiciata. Notti la cara mai, terra mia amata pura, fal tutto lo che tu hai, sei la perla di Gadora. Chi sta terra di Gadura, chi vinto tanto digna, forse fa la sua figura e la meglio di Sardegna. Grazie. Maria Teresa, grazie Bruno Maludrotto, grazie. Allora Bruno, aspetta, non staccare, no, non staccare, perché io ti chiederò una cosa adesso. Vorrei Tonino, stavolta c'è Tonino, che giustamente lui da gestore deve seguire tutta la macchina. Mi porti il microfono, perché vieni Tonino, tu hai portato anche un dono, mi pare, ce l'hai qui, no? Ecco, portalo pure, perché c'è una bella cosa che hanno preparato per te. Io avevo anche in programma, avevamo programmato anche la piccola mia, ma ecco, ce l'abbiamo fatta, stava piangendo, ma c'ha 1 anno e mezzo mi pare, ma guardate che meraviglia. Allora, ecco. Grazie a voi, eccoci qua. Chi veda, grazie.
Grazie tesoro, che bella. Allora, eccoci qua. Beh, questo è il suo Grazie. gioiello, insomma, Vieni. quindi. Allora, aspetta, te lo prendo io. Questo è invece l'omaggio del cugino Tonino Pirigheddu che ha trovato questo microfono. Allora, Torino. Commentami. Allora, Bruno, io ti ho chiesto di stare qua perché vorranno condividere questa cosa, un minuto, un accenno di corsicana, così sentiamo anche Tonino come in veste di cantante. Ma mi piace, visto... sì, cantatore, ma amatore. Vi hanno distribuito in sala questo libretto ed è bello, insomma, anche perché dice, lo leggo velocemente, Maria Teresa Pirigheddu, Messurrasta. Quindi sono cugini. Nata 3 anni prima di me e con lei c'è stato sempre un ottimo rapporto che dura tuttora. Da ragazzo frequentavo spesso casa sua, in quanto zio Ottavio, il padre che ammiravo e condividevo con lui tanti interessi, mi voleva un gran bene e seguivo sempre attratto dalla campagna e dagli animali. Fin da piccola Maria Teresa ha avuto un amore viscerale verso il canto sardo, non solo quello gallurese, ma insomma anche il logudorese, grazie alla mamma Vittoria, nativa di Oschiri. Sentiva il padre e altri familiari che cantavano e lei, di quelle antiche melodie, se n'è innamorata facendo le sue, fondendole con la sua splendida voce. E su questo il maestro Sandro Fresi, che abbiamo avuto qui sul palco, appassionato cultore della musica etnica, scrive, che ha anche raccontato, tra l'altro stasera, parole e melodie imparate a memoria, cantate, accompagnate dai gesti, eccetera. Insomma, questa sua profondità nel canto. E adesso la volete da cugini condividere questa piccola corsicana? Maestro, dai, facciamo una cosa proprio del tutto estemporanea, però piacevole, un po' come è il piacere anche del canto. Tristolome cori, lo mancammi me marito, pali valsi traditori, là giù 3 anni e vanneto. Pali valsi traditori, là giù 3 anni e vanneto. Bandito in la campagna, Giulia me molto
finito la campagna. Che se lo merita. Allora, Scusa un attimo. sono già partiti i titoli di coda, quindi siamo in Tutti chiusura. credono che sia mia sorella, invece è mia cugina, però è più di una cugina, è più di una sorella anche, perché mi ha fatto anche da madre. Grazie. Allora, siamo in chiusura, sono partiti, aspetta, i titoli di coda e vorrei sul palco il gruppo Carulanti e Contadini Timpiesi. Venite tutti qua, almeno 6-7, una rappresentanza, vi vorrei avere qui sul palco, ma vorrei avere anche gli amministratori, il sindaco Gianni Addis, l'assessora alla cultura Monica Liguori. Se sono presenti li vorrei avere tutti sul palco, perché insomma siamo in conclusione di questo appuntamento e con molto piacere adesso ti porteranno i tuoi amici del gruppo, perché anche tu fai parte del gruppo Carulanti e Contadini di Tempio. No, stai qui con noi perché tanto siamo in chiusura, vedi, stanno andando i titoli, sono gli ultimi scampoli di questo appuntamento e io ringrazio molto naturalmente l'amministrazione comunale di Tempio che ha voluto celebrare con questa giornata, insomma, la carriera di Maria Teresa Pirrigheddu. Sono molto grato, prego accomodatevi, sono molto grato a tutti gli artisti, gli amici, le testimonianze, cantatori, gruppo folk, tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla riuscita di questa serata. Ti preparo questo microfono, Massimo, ecco, così ci leggi insomma il motivo della, come dire, di questa vostra presenza, prego. Carissima Maria Teresa, è con grande gioia e ammirazione che ti porgiamo i nostri più sinceri auguri per il premio alla carriera che ti è stato conferito. La tua vita dedicata alla musica e alla cultura gallurese è un esempio luminoso di passione, talento e maestria. La tua straordinaria carriera, iniziata nel 1979, ha attraversato il tempo e le frontiere, portando il canto gallurese e il tuo patrimonio in tutto il mondo. La tua voce è sempre stata unita alla meravigliosa capacità di sperimentare con autenticità e tutto questo ha reso il tuo percorso unico e indimenticabile. Il riconoscimento come ambasciatrice del bel canto e il ruolo di punto di riferimento culturale per la Sardegna e la Gallura sono la testimonianza del valore e dell'impatto che hai avuto e continui ad avere. Grazie per aver condiviso con generosità e passione la tua arte e il tuo spirito. Ti auguriamo di continuare a incantare la tua musica e a ispirare le future generazioni. Con affetto e stima, compagni agricoltori Carulanti, Sant'Isidoro Gallura. Grazie. Possiamo consegnare i fiori e il ricordo. Grazie. Eccoci qua. Bello regalo, grazie. Eccoci qua. Grazie a te Maria Teresa, vieni vicino, qui vicino a noi. Caro sindaco, siamo arrivati insomma in chiusura, siamo proprio fuori di qualche istante, ma mi piace una sua testimonianza per dire, insomma, per mettere la parola fine a questo appuntamento, ma invece sarà l'inizio di tante altre attività e altri momenti così importanti in questo spazio così bello. Io dico grazie anch'io al sindaco e alla Liguori, che siete stati straordinari. Io non me l'aspettavo neanche una cosa del genere, però insomma sono contenta di averlo fatto e ringrazio anche a voi. Andevagare a Kentanno. Grazie. Grazie a te. Grazie a tutti i componenti di Carulanti e Contadini. Grazie ragazzi, grazie. Grazie a te Maria Teresa, credo che ringrazio il pubblico perché abbiamo davvero condiviso una bella serata di musica, anche di bei ricordi. Soprattutto ringrazio te Ottavio per la magnifica conduzione e per l'organizzazione di questo particolarissimo evento. Grazie Ottavio, grazie. Grazie a voi.
Sono molto felice e sono io che vi ringrazio per avermi dato questa opportunità, perché come detto, insomma, tutti coloro che amano il canto, il bel canto della nostra isola, amano Maria Teresa, quindi siamo tutti felici di essere qui stasera con voi a festeggiare, insomma, la sua carriera. Io voglio ringraziare voi, voglio ringraziare l'assessore, il sindaco, tutta la comunità e la città di Tempio, e voglio ringraziare naturalmente anche chi ci ha seguito da casa, visto che siamo ormai in chiusura. L'appuntamento con i nostri telespettatori sarà per lunedì prossimo, la chiusura di questo ciclo di trasmissioni che ci ha visto, insomma, attraversare l'isola con delle cose bellissime come quella di stasera, tutta dedicata a Maria Teresa Pirighedo. Ci vediamo lunedì con voi e con tutti voi. Grazie della vostra presenza. Grazie infinite. Solo un secondo, devo fare un ringraziamento particolare a Marco Montoni, perché stasera questa vicenda di stasera nasce nel corso di un dialogo tra me e lui. Ci siamo visti, gli ho detto: Marco, dobbiamo fare, dopo aver ricevuto il placet del sindaco, Sua Eccellenza, dopo aver sentito il sindaco che ha condiviso l'iniziativa, ci siamo sentiti con Marco, gli ho detto: Marco, dobbiamo fare questa cosa, così, e gli ho detto: da che punto partiamo? E lui mi ha detto: da Ottavio Nieddu. Grazie. E quindi grazie a Marco. Grazie davvero. Grazie Grazie a tutti. a voi, grazie.